terminata con il risultato di 4-2 la sfida tra l'Academy Palermo Calcio e la Don Carlo Misilmeri. Siamo qui con il tecnico Sergio Di Trapani, le chiediamo subito un gol preso a freddo, poi però la rimonta. Come giudica la sua prestazione? Buonasera a tutti. Sì, oramai siamo abituati così, che entriamo in campo e prendiamo gol subito, pronti via. Dobbiamo lavorare sull'atteggiamento, quando entriamo dobbiamo essere già pronti e carichi, invece aspettiamo di prendere prima uno schiaffo e poi reagire. La nota positiva è che riusciamo a farlo, a reagire, già è un grandissimo segnale, però dobbiamo migliorare sull'atteggiamento perché non possiamo entrare e prendere subito uno schiaffone, quindi miglioreremo su questo aspetto assolutamente. Nel secondo tempo, ancora una volta, prima occasione, subito gol preso, poi però Costa è salito un po' in cattedra con le sue giocate, un gol su punizione incredibile. Ma cosa dire ai suoi ragazzi, o se l'ha già detto magari nel post match, per forse migliorare questo atteggiamento che magari nel secondo tempo non è stato forse nei primi minuti l'ideale, poi però è cambiato? Sì, assolutamente, la stessa cosa. Siamo partiti anche nel secondo tempo entrando e prendendo gol subito, è un atteggiamento che non deve assolutamente esistere. Poi però abbiamo giocato da grande squadra perché abbiamo tenuto il pallino del gioco sempre noi, abbiamo fatto girare palla molto bene, attaccavamo anche se eravamo in vantaggio, arrivavamo con due centrali, due esterni, due terzini, facevamo gli esterni alti, quindi senza paura, ed è quello che piace a me. L'importante è che vedo che i ragazzi giocano e crescono, poi gli errori ci stanno e ci servono per crescere. Adesso invece commentiamo il secondo gol, quello realizzato da Pavesi, perché è arrivato su uno schema probabilmente preparato in settimana. È contento di questi schemi che vengono provati, perché ho visto anche che nei calci di punizione molto spesso ci sono queste giocate, è un qualcosa che preparate quindi in settimana? Sì, ci lavoriamo tanto anche sia sulle punizioni, calcio d'angoli, ma anche nelle costruzioni del gioco. È una metodologia che a me piace tanto e i ragazzi rispondono in maniera quasi perfetta, ancora dobbiamo migliorarci, però mi stanno dando tante soddisfazioni. Adesso invece diamo uno sguardo alla prossima partita in trasferta contro lo Sport Center, come si aspetta la squadra avversaria e poi come la preparerà in settimana? Al solito noi la prepariamo sempre nello stesso modo, a noi interessa che i ragazzi crescano a livello tecnico, quella è la cosa fondamentale, poi ogni partita ha la sua storia, anche se loro dai risultati che ho visto non hanno fatto grandissimi risultati, però chi ci incontra darà sempre il massimo, quindi noi dobbiamo entrare come se giochiamo con la prima in classifica assolutamente.